Benvenuti chiesa. Amém. Invito ad alzare in piedi, ci sono persone ancora là fuori che devono entrare, accomodatevi che noi inizieremo il nostro culto oggi, il nostro adorarti. Amém. Come state? C'è già caldo, vero? A chi piace il caldo? A me no. A me no. I bambini, ci sono na saletta dei bambini con la maestra. A maestra sta già andando. Amém? Ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento. Parliamo con il nostro Signore Gesù. Ringraziamolo perché siamo qui. Ringraziamo sim al Signore per questa settimana e per quello che verrà. Padre, nel nome di Gesù, Signor, noi vogliamo celebrare il tuo nome. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, noi vogliamo onorare il tuo nome. Signore, grazie, Signore, per questa giornata, grazie per questa settimana, grazie, Signore, per tutto ciò che il Signore ci ha fatto vivere in questa settimana, Signore. Grazie per la tua protezione, grazie, Signore, per il tuo amore, grazie, Signore, per ogni persona che è arrivata fin qua. Spirito Santo, noi sappiamo che il tuo Spirito è già qui. Padre, noi chiediamo, Signore, perché questo sia un culto, che noi possiamo vivere il sovrannaturale di Dio, che noi possiamo vedere, toccare, Signore, sentire la tua presenza in questo luogo. Spirito Santo di Dio, Signore, ogni persona che è qui, Signore, possa portare, Signore, dentro di sé qualcosa, Signore, che il Signore farà questa sera. Spirito Santo, muoviti in mezzo a noi. La tua presenza è ciò che noi cerchiamo, la tua presenza è ciò che noi vogliamo. Spirito Santo, sei benvenuto in questo luogo. Benedici questo momento, benedici questo nostro adorarti, benedici la nostra lode, Signore, la nostra adorazione possa salire al trono, Signore, come un profumo, Signore, gradevole a te. Spirito Santo, benedici, Signore, ogni persona che non ha potuto venire, Signore, ma è a casa loro, Signore, guarderà la live, Signore, che questa presenza possa arrivare, Signore, dove loro sono, Padre, nel nome di Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Fai un applauso al Signore. Schiacciava il peccato che era in me, non riusciva a lasciare
tutto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro, ho un futuro che vedi gli occhi quando hai chiamato me. Fuori dal buio, gloriosa luce in me, tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa. Alleluia! Un applauso, Signore! Alleluia! Eravamo perduti, ero perduto, ma il suo sacrificio nella croce mi ha salvato, ci ha salvato. E oggi è un giorno di gioia, è un giorno di ringraziamento a Lui che è morto e che vive dentro noi. Amém. Alleluia. Amém. Nós declaramos, Senhor. Aleluia. Arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che crederà, cantando una canzone all'agnello. Dichiariamo che il suo nome è il tuo nome, il tuo nome, il tuo nome è al di sopra di tutto, sopra i troni e i domini, i troni, governi e poteri. Il tuo nome è al di sopra di tutto e gli angeli clamano, tutta la creazione. Santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Colui che porta il suo nome, canta una canzone. Porta il suo nome, canta una canzone all'agnello e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano, santo, tutta la creazione, santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, si arrende santo, tu sempre sarai, santo, 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 santo per sempre. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, il tuo nome
sopra di tutto e gli angeli. Santo, tutta la creazione dichiara, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, il tuo popolo canta. Sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Dichiaralo con tutta la tua forza. I troni e i domini, i governi sopra ogni potere, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta, con tutta la tua forza, dichiara che il suo nome è il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome. Ancora una volta, con tutta la tua forza, dichiara che il tuo nome è più alto, il suo nome è, il suo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto e gli angeli clamano santo, tutta la creazione, santo, esaltato sei, santo, santo per sempre, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, tu sempre sarai, santo, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo per sempre, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Spirito Santo. Hai visto il mio cuore rotto, hai versato il tuo oro sulle mie pieghe per ricostruirmi, per darmi valore. E ora sono sul tuo altare, verso il tuo fuoco.
ora sono sul tuo altare verso il tuo fuoco. Sono momenti della nostra vita che abbiamo bisogno che Dio dimostri il suo potere su di noi. Dio agisca in modo veloce, Dio agisca in modo che i nostri occhi non possono contemplare e vedere la grandiosità di ciò che Dio sta facendo. Questa settimana ho vissuto un momento di disperazione, ma che è durato 20 minuti. A volte noi aspettiamo lunghi anni perché Dio risponda, ma Dio può rispondere adesso a te. Dio può farlo adesso. Dio può esaudire la tua richiesta adesso. E io ho guardato Dio, io non so cosa fare, io non so come aggiustare, io non so come farò per sistemare questo. E Dio, eccoci qua. Signore, io so che il Signore può fare. Io mi sono mossa, ho cercato di risolvere, ma non sono riuscita. E in 20 minuti ho ricevuto una chiamata che ha risolto questa difficoltà. E è venuto da un posto che io non avrei mai immaginato. È venuto da una situazione che non avrei mai immaginato. Era Dio che stava dimostrando il suo potere. Dio aveva visto il mio cuore rotto davanti a sé. Dio aveva visto che io non avevo soluzioni per quello, ma Dio aveva. Dio può rispondere alla tua richiesta di preghiera adesso. Dio può rispondere a quello che tu stai chiedendo adesso. Dio è potente per farlo. Forse tu stai aspettando un miracolo da tanto tempo, ma Dio può farlo adesso. Dio guarda il tuo cuore. Dio vede come è il tuo cuore. Forse il tuo cuore è afflitto, è lontano, forse il tuo cuore è triste, ma Dio chiuderà quello che c'è da chiudere nel tuo cuore. Dio lo può fare. Ti invito a cantare questa canzone. Ti invito a dire al Signore: eccomi qui, Signore. Eu so che tu mi stai vedendo, eu so che tu mi stai contemplando, eu so che tu sei qui. Hai visto il mio
fermare a ciò. Niente, non ti fermare, non ti fermare, brucia ogni parte di me, tutto l'altare, ogni mia piega, niente può resistere, non ti fermare. L'altare, ogni mia piega, niente può, non ti fermare, non ti fermare, brucia tutto l'altare, ogni mia piega, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco nel brucia, brucia, brucia. E ora il tuo fuoco consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco consuma del brucia. Sei morto e sei risorto perché mi ami. Non mi lascerai, non mi lascerai, non mi abbandonerai, Gesù, perché mi ami. Il tuo amore è più grande, è più grande, è più grande. Gesù, il tuo amore consuma il mio cuore, riempie il mio cuore, trasforma il mio cuore, guarisce, 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 guarisce. Il suo amore è più grande, è più grande. Mi ama Egli. Gesù, tu ci hai comprati, ci hai raggiunti. Dichiari questo amore, dichiari questo amore. Mi ama
cuori abbandonati, i cuori afflitti, i cuori lontani, il tuo cuore, il tuo amore ci abbraccia, tuo amore Gesù, Gesù, tuo amore, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Lui ti ama. Lui ti ama. E è questo che oggi noi celebriamo attraverso questo momento della Santa Cena. L'amore infinito, incondizionato, unico, estremo, perfetto che Lui ha per me e per te, che ha dimostrato quel giorno sulla croce per noi. E oggi attraverso questo momento che Lui stesso ci ha chiesto di celebrare come memoriale di quel gesto di amore che Lui ha fatto, noi celebriamo e adoriamo il suo nome. Voglio leggere insieme a voi i versetti che si trovano nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, del 23 al 26, che ci guideranno in questa Santa Cena. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che io ho dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo la cena, allo stesso modo, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il calice del nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane, che bevete da questo calice, voi state annunciando la mia morte fino al mio ritorno. Che in questo momento, tu che sei battezzato nelle acque, tu che sei in comunione con la Chiesa, non con questa Chiesa ma con la Chiesa di Cristo, e che oggi hai il desiderio di prendere questa Santa Cena, possa vivere questa Santa Cena come un momento di riconciliazione con Dio. Se oggi ti senti lontano, se senti che c'è qualcosa che non va nel tuo rapporto con Dio, se vorresti viverlo di più, che questo possa essere il momento di riconciliazione con Lui. Se senti che hai bisogno di una trasformazione nella tua vita, che questo possa essere un momento di trasformazione. Se semplicemente desideri un momento di intimità con Gesù, che questo momento possa essere unico tra te e Lui. Noi crediamo che questi siano solo alimenti, ma che una volta entrati in noi rappresentano il vero corpo e il vero sangue di Cristo nelle nostre vite, e come tali hanno un effetto benefico per noi. Prendiamo questa Santa Cena seriamente, discernendo il sacrificio di Gesù e l'amore che Lui ha per noi. Signore Gesù, in questo momento celebreremo, come Tu ci hai chiesto, la Santa Cena del Signore, quest'atto attraverso il quale Tu ti sei dato a noi, dando il Tuo corpo, dando il Tuo sangue per permetterci di vivere la vita eterna con Te. Benedici questi alimenti, Signore, che possono avere veramente questo effetto sovrannaturale nelle vite di tutti coloro oggi che ne riceveranno. Benedici la Tua Chiesa, Signore, che questo possa essere un tempo di riconciliazione, di trasformazione, di intimità vera con Te. Benedici questa Santa Cena e continua a benedire questa serata. Noi Ti preghiamo per questo nel Tuo nome, Signore Gesù. Amen.
Amen. E allora, come uni in Cristo, così come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha dato per noi. E dopo il corpo beviamo insieme anche da questo calice, il calice del nuovo patto che Gesù ha versato su quella croce per me e per te.
ringraziamo, Signore Gesù. Tu sei perfetto, tu sei meraviglioso, sei misericordioso, sei unico nelle nostre vite, sei santo sopra ogni cosa. Ti ringraziamo per quello che tu hai fatto per noi. Ti ringraziamo perché ogni giorno tu ti dimostri fedele nei nostri confronti e le tue benedizioni si rinnovano nelle nostre vite. Ti ringraziamo, Signore, di questa serata. Ti ringraziamo perché stiamo celebrando il più grande dei sacrifici, quello che tu sei stato disposto a fare per noi. Ti ringraziamo per come sei sceso in terra. Ti ringraziamo per come sei salito in croce. Ti ringraziamo perché il terzo giorno hai aperto quella tomba. Tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Dio e a te va ogni nostra lode, ogni nostra adorazione. A te va la nostra vita, Signore Gesù. Grazie di tutto, Padre. Grazie di tutto. Ricevi l'adorazione e l'applauso della tua Chiesa che qua giù in terra questa sera ti adora. Amen, amen, gloria a Dio per quello che abbiamo appena celebrato, festeggiato, gloria a Dio perché siamo qua questa sera, gloria a Dio per le nostre vite, gloria a Dio per le nostre case, gloria a Dio per ogni cosa, amen. Possiamo accendere le luci, dobbiamo andare avanti con la nostra serata, con il nostro culto. Volevo lasciarvi degli avvisi per queste prossime settimane, chiedo un aiuto ai ragazzi da dietro. Una mente sana, una serie di sermoni, il fuoco non si spegnerà. Stiamo parlando del Fusion? Domani come sempre c'è il nostro Fusion alle 4, il culto dei giovani, degli adolescenti. Prima del Fusion alle 2. Confermate, c'è il pre-fusion, un tempo di comunione sempre per giovani e adolescenti, per stare qua, tutti i giovani, tutti gli adolescenti, non mancate domani qua in chiesa per il fusion. Prossimo avviso, grazie. Mercoledì alle 8 B-Brazer. Mamma mia, questi uomini, questi uomini che forti. Vai di nuovo, donna aiutate gli uomini, se no. Mercoledì alle 8 B-Brazer. Molto bene, culto degli uomini. Vi aspettiamo qua mercoledì, come sempre, around the fire, intorno al fuoco, il nostro incontro, il nostro culto per gli uomini. Prossimo avviso. Discepolato per il battesimo. Il nostro discepolato, ma sono aperte solo fino a domani. Quindi se qualcuno volesse iscriversi ancora per fare il discepolato, vi chiedo di farlo entro domani. C'è il link per l'iscrizione sul nostro gruppo Siamo in Cristo. Chi può fare questo discepolato? Dovrebbe farlo chi è interessato a battezzarsi, chi vuole consegnare la sua vita a Gesù, gettarsi nelle acque del lago di Garda dove facciamo i nostri battesimi. Chi vuole fare questo deve fare il discepolato, ma può farlo anche chi non vuole immediatamente compiere questo passo, ma semplicemente vuole capire meglio che cos'è il battesimo, un po' di dottrine cristiane, cosa si aspetta Gesù dalle nostre vite una volta battezzati. Chi è interessato a fare il discepolato dovrà farlo, dovrà iscriversi entro domani. Come ho detto, c'è il link sul nostro gruppo della Chiesa. Se non siete nel gruppo della Chiesa, dopo il culto parlate con me, parlate con la pastora Andrea che vi metteremo nel gruppo. Prossimo avviso. Beyond 16, 17, 18 di maggio. Bene. Si sta avvicinando la data finalmente del nostro Beyond. Sarà un tempo meraviglioso, un tempo di adorazione, un tempo di apprendimento sull'adorazione, un tempo in cui
sono certo che Dio farà cominciare qualcosa di nuovo e grandioso per questa nazione attraverso la vita di tutti coloro che saranno presenti a questo evento. Bene, penso che sono finiti gli avvisi, confermate, allora vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi. In questo momento faremo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta questa sera, se Dio ha messo nel tuo cuore di portare un'offerta durante questi primi minuti di culto, tu che hai separato la tua decima, la tua primizia, sei benvenuto in questo momento a portarla alla casa del Signore. Come sempre c'è la nostra missionaria Katia là dietro col POS, se vuoi fare la tua offerta in questo modo, e ci sono anche le buste di missioni se vuoi lasciare un'offerta per il Dipartimento di Missioni. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, per questa forma di adorazione, di compromesso, Signore, che vogliamo prendere con te. Benedicile, Signore, consacrale a te, che possano salire a te veramente come la nostra migliore adorazione, come il meglio che viene dal nostro cuore verso di te. Ti prego, Signore, di benedire queste offerte attraverso di queste, Signore, che tu possa benedire questa tua Chiesa, continuando a farla crescere, Signore, per farla diventare una Chiesa sempre più rilevante in questa città, in questa nazione e, se tu vuoi, nel mondo intero. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Non sedetevi, alziamoci in piedi, celebriamo il Signore, balliamo. Una nuova storia voglio scrivere. Puoi dichiarare questo? Io avanti andrò perché mi fido di te. Insieme al cammino devo piangere. Non ritornerò con me. Allora vi proseguirò adorando dire. Allora vi proseguirò adorando dire. Una nuova storia, una nuova storia. Io avanti andrò perché mi fido di te. Insieme al cammino devo, non ritornerò. Con me. Allora vi proseguirò adorando. E allora ballerò. E allora adorando dire. In mezzo alle mie difficoltà tu sei con me, in mezzo alle mie difficoltà. In mezzo alle mie difficoltà tu sei. In mezzo alle mie difficoltà. E allora vi proseguirò adora. Solo le voci e la batteria. E allora vi proseguirò di nuovo. E allora vi
proseguirò adorandire. Gesù, noi ti adoriamo, Gesù. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento perché stiamo per ascoltare la tua parola. Ti preghiamo, Signore, perché tu possa compiere la tua volontà, Signore, questa sera in mezzo a noi, che ogni seme che getterai, Signore, non ritorni a te senza aver compiuto ciò che desideri. Benedici, Signore, la tua Chiesa, compi il miracolo, la trasformazione che vuoi in mezzo a noi. Dacci, Signore, una linea, una direzione su cui camminare dietro di te, e metti in noi il desiderio di seguire questa direzione. Per questo ti preghiamo, parla, che il tuo Spirito parli con noi questa sera nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi? Bene, bene. Allora, la settimana scorsa, per chi c'era, magari se lo ricorderà, magari qualcuno ha visto la parola sulla live, abbiamo cominciato una serie di predicazioni, tutte quante tratte da un unico testo, un testo che si trova in Seconda Re, al capitolo 2, è un testo conosciuto, è il rapimento in cielo, l'ascesa al cielo su carri di fuoco del profeta Elia. E abbiamo visto come Elia, insieme al suo discepolo Eliseo, stava camminando per varie città prima che questo succedesse, prima che questo rapimento avvenisse. Abbiamo visto chi erano questi due personaggi, Elia ed Eliseo, e abbiamo visto che Eliseo era colui che Dio aveva già consacrato, Dio aveva già deciso che lui doveva essere il successore del profeta Elia. Ma Eliseo non era ancora pronto a prendere in mano il testimone di Elia, non era ancora pronto a diventare il successore. E abbiamo chiamato questa serie di predicazione il processo, perché quello che veramente vediamo vivere a Eliseo attraverso queste città per le quali Elia e Eliseo si muovono prima del rapimento in cielo di Elia è un processo che ognuno di noi vive nella sua vita ogni volta che ci poniamo un obiettivo, ogni volta che dobbiamo vivere qualcosa. Abbiamo detto che questo processo, noi sappiamo che i processi sono individuali, i processi sono soggettivi, ognuno ne vive uno diverso per motivazioni diverse, ma ci sono delle tappe, degli step che sono in comune a tutti i processi. E questo testo di Seconda Re capitolo 2 profeticamente ci rivela attraverso queste città per le quali Elia e Eliseo passano quali sono queste tappe che sono in comune a tutti i processi. Abbiamo detto che questi processi sono processi che le persone nuove convertite vivono, coloro che si avvicinano per la prima volta a Cristo vivono, ma sono processi anche che vivono tutti coloro che già credono in Gesù, che già sono convertiti, che già da anni vanno in chiesa, ma che hanno la necessità di un cambiamento, di una trasformazione nella loro vita, un cambiamento caratteriale, un cambiamento di attitudini, qualsiasi tipo di cambiamento. E anche lo vivono coloro che stanno ricercando più potenza dello Spirito Santo, perché Gesù ci ha promesso che noi faremo le cose che Lui ha fatto e ne faremo anche di maggiori, vero? Però per riuscire a vivere questo dobbiamo passare da dei processi, dobbiamo passare da delle fasi. Abbiamo visto come il processo, le fasi accomuna tutti i più grandi personaggi che noi troviamo all'interno della Bibbia, e come accomuna loro accomuna anche tutti quanti noi. E la prima tappa che abbiamo visto la settimana scorsa, che accomuna tutti quanti noi in questo processo, era Gilgal. La città di Gilgal è stata la prima città che Elia e Eliseo hanno incontrato, la prima per la quale sono dovuti passare. E abbiamo visto che Gilgal
è la città che rappresenta il nuovo inizio. L'abbiamo visto attraverso la parola di Dio, attraverso il suo significato etimologico di questa parola. Gilgal è la città che rappresenta il nuovo inizio e ogni processo comincia da un nuovo inizio. E il nuovo inizio comincia quando noi riconosciamo nel nostro cuore che abbiamo la necessità di qualcosa di nuovo. Abbiamo la necessità di un cambiamento, abbiamo la necessità di una trasformazione, abbiamo la necessità di ricevere più potenza da parte di Dio. Se noi non riconosciamo questo, il nuovo inizio non avverrà. E questo è un po' complicato, no? Perché noi siamo tanto bravi a guardare gli errori degli altri tante volte, ma facciamo fatica a riconoscere i nostri. No, Gesù stesso dice: perché guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello e non riesci a vedere la trave nel tuo. Noi siamo bravi a guardare gli altri, facciamo fatica a riconoscere gli sbagli, le mancanze, gli errori di noi stessi. Ma se vogliamo cominciare un processo, se vogliamo passare da Gilgal, noi dobbiamo come prima cosa riconoscere che c'è qualcosa di sbagliato, qualcosa di vuoto, qualcosa che manca, qualcosa da cambiare nella nostra vita. Questo è il primo punto, la prima tappa del nostro processo. E non rileggerò tutto il testo di Seconda Re capitolo 2, che è anche abbastanza lungo, ma saltiamo oggi alla seconda tappa. Elia e Eliseo partono da Gilgal e se ne vanno a Betel, la città di Betel. Che città è Betel? Betel è una città il cui nome significa casa di Dio e è proprio un personaggio biblico, uno dei nostri patriarchi, Giacobbe, che diede questo nome a questa città. E voglio leggere con voi alcuni versetti da Genesi 28, grazie mille. Genesi 28 dal versetto 10 al 22, sono un po' lunghi ma li leggiamo velocemente, giusto da dare un contesto alla storia. Dice così: Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran, giunse a un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo e se la mise come cuscino e lì si coricò. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava in cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano su questa scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra. Tu ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione, a meridione e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse: sicuramente il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messo come cuscino, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto, Giacobbe fece un patto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà del pane da mangiare e dei vestiti da coprirmi, e se torno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretto come monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che mi darai io certamente ti darò la 10ª. Amen? Fino a qua. Betel, questo luogo, è un luogo che nella Bibbia simbolizza il patto, ma non un patto semplice, è un patto, come vediamo, che l'uomo fa con Dio, che Giacobbe fa con Dio. La Bibbia è un libro che è guidato da patti, da alleanze, ma sono la maggior parte alleanze che Dio fa con l'uomo. Noi vediamo fino dall'inizio della Bibbia, Dio fa un'alleanza con Adamo,
fa un patto con Adamo. Successivamente Dio fa un patto con Noè, dicendo: io prometto che non distruggerò mai più tutto il genere umano con un diluvio. E Dio lasciò un arcobaleno in memoria di questo patto. Oggi quando noi guardiamo l'arcobaleno non dovremo pensare ai movimenti LGTBQ+, ma quello che dovremo pensare è a Dio, perché Dio ha messo questo memoriale in memoria del patto che lui ha fatto con Noè. Successivamente Dio ha fatto un patto con Abramo, in cui ha detto: io ti darò una discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Successivamente Dio ha fatto un patto con Mosè, il patto mosaico, là sul monte Sinai, quando ha dato i 10 comandamenti che lui stesso ha inciso sulle tavole di pietra con il suo dito. Successivamente Dio ha fatto un patto con Davide, con re Davide, dicendo che mai più il trono di Davide non sarebbe mai caduto, che avrebbe regnato in eterno. E veramente il trono di Davide ha regnato in eterno e regna tutt'oggi con Gesù come sovrano e erede del trono di Davide. E infine c'è l'ultimo patto, che è il patto del Nuovo Testamento, il patto che abbiamo celebrato questa sera, quando Gesù ha preso il vino, ha preso il calice col vino nell'ultima cena, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Questo è l'ultimo patto, l'ultima alleanza, tanto che Nuovo Testamento e Antico Testamento significano semplicemente nuova alleanza, antica alleanza, nuovo patto, antico patto. Quindi noi vediamo che tutta la storia biblica, che è la nostra storia, è fondata su patti che Dio ha fatto con l'uomo. E questa è una cosa che mi ha sempre attirato, no? Perché secondo voi, perché Dio ha fatto dei patti con l'uomo? Dio ha la necessità di fare un patto con l'uomo, perché se guardiamo i patti che Dio ha fatto con l'uomo sono tutti patti in cui Lui dà qualcosa a noi, Lui dona qualcosa a noi, Lui apre la mano di qualcosa per donare qualcosa a noi. L'ultimo patto è il più grande di tutti. Dio ha lasciato la sua divinità, ha donato suo figlio in croce per noi. E in ogni patto che noi vediamo è Dio che promette qualcosa, che fa qualcosa per noi, ma Dio ha la necessità di fare qualcosa per noi. Perché ha fatto questi patti con noi? Perché Dio è buono, perché Dio è misericordioso. Sapete, io credo, anche alla luce di questo testo che abbiamo visto di Giacobbe, che Dio ha fatto e fa questi patti con noi come un esempio di quello che noi dovremmo fare con Lui. E vorrei che tutti quanti noi intendessimo una cosa: la nostra vita cristiana non è in relazione, non deve mai essere in relazione a quello che Lui può dare a noi, a quello che Lui può fare per noi. È chiaro, Lui fa, Lui ci dà, Lui è buono, è misericordioso. L'Andrea ha appena raccontato una testimonianza di quello che è successo questa settimana. Prima del culto mi ha fermato Guglielmo, mi ha raccontato una testimonianza di come Dio ha fatto qualcosa di miracoloso, di quanto è stato fedele nella sua vita, nella vita della sua famiglia. Lui fa, ma la nostra vita cristiana non è e non deve essere in relazione a quello che Lui ci può dare, a quello che Dio può fare per noi. Piuttosto deve essere in relazione a quello che noi possiamo fare per Lui, a quello che noi dovremmo fare per Lui. È Lui il nostro Signore, è Lui il nostro Re, è Lui il nostro Dio, è a Lui che va la gloria, è a Lui che va la nostra vita. E se noi ci immergiamo nella vita cristiana perché speriamo che se io divento cristiano Dio farà i miracoli, Dio farà la guarigione, Dio farà la cura, noi stiamo facendo la cosa giusta, sì, ma la stiamo facendo con il proposito completamente più sbagliato possibile. Essere cristiani significa dare a Dio la nostra vita e non ricevere qualcosa da Lui. E dopo è chiaro che Lui ci dà, perché Lui è il Padre buono. Una volta che lo accogliamo, una volta che accogliamo Gesù nella nostra vita, noi diventiamo Suoi figli e Lui farà di tutto per noi, ma non è in relazione a questo la nostra vita come cristiani, è in relazione a quello che noi possiamo fare
per lui. E all'interno di questo processo, dopo un primo momento, dopo il nuovo inizio, c'è la necessità che noi passiamo per Betel. Betel è la città del patto che noi possiamo fare o dobbiamo fare con Dio. E se noi vediamo il patto che Giacobbe ha fatto con Dio in quel momento, che l'ha fatto proprio a Betel, e noi ci basiamo su questo patto, è un patto che riguarda tre dimensioni. Tre dimensioni. La prima dimensione, Giacobbe dice: se Dio farà questo, il Signore sarà il mio Dio. La prima dimensione che riguarda questo patto è la fedeltà che Giacobbe avrebbe dimostrato a Dio. Dio sarebbe stato unico nella vita di Giacobbe, non ci sarebbe stato nessuno al di sopra di Dio. Il Signore sarebbe stato il suo Dio, nessun altro sarebbe stato al di sopra di lui. Questa è la prima dimensione che riguarda questo patto che Giacobbe fa con Dio e che dovrebbe riguardare i patti che tutti quanti noi dobbiamo fare con Dio. Dio deve essere al primo posto della nostra vita, unico, l'unico Signore, l'unico sovrano, l'unico Dio dei nostri cuori, l'unico Dio delle nostre vite. La seconda dimensione è una dimensione di adorazione spirituale. Giacobbe prende il cuscino, questo capezzale, ci mette l'olio sopra e dice: questa sarà la casa di Dio. È qua che Giacobbe poi tornerà nella sua vita ad adorare il Signore. Qua su questo capezzale, su questo cuscino, avrebbe innalzato successivamente degli altari in cui avrebbe adorato Dio. Quindi questo fatto di dire che Dio è il nostro unico Signore, questa fedeltà in questa prima dimensione deve essere accompagnata da un culto spirituale, da un'adorazione spirituale. Se noi classifichiamo, dichiariamo che Dio è Signore sulla nostra vita, questo deve essere accompagnato da una nostra adorazione spirituale. Però c'è una terza dimensione che noi vediamo qua in questo patto che Giacobbe fa con Dio e che deve accompagnare anche la nostra alleanza con Dio, perché Giacobbe alla fine di questo passo dice: di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. E questa non è un'adorazione spirituale, è un'adorazione materiale. E fratelli, non è facile. Tante volte noi sottovalutiamo l'adorazione materiale, ma sappiate che la parola di Dio dà molta rilevanza all'adorazione materiale. Non dico che non dia rilevanza all'adorazione spirituale, è ovvio che dà rilevanza all'adorazione spirituale, però tutti quanti, ad esempio qua in chiesa, possiamo essere capaci di cantare lodi a Dio come abbiamo appena fatto. Se uno ha un po' meno vergogna, riesce anche a alzare la mano finché loda. Se uno ha un po' meno vergogna ancora, riesce anche a saltare quando cantiamo: allora ballerò, allora canterò. Ma quando si tratta di un'adorazione materiale, lì le cose diventano molto più difficili. E biblicamente è così. Una volta un giovane ricco è andato da Gesù e gli ha detto: maestro, come faccio per essere perfetto? E Gesù gli ha detto: osserva i comandamenti. Adorazione spirituale, osservi i comandamenti. E questo ragazzo gli dice: guarda, io osservo tutti i comandamenti, sono perfetto, li faccio tutti giusti. Gesù dice: bravo, adesso allora vai, prendi tutto quello che hai, prendi tutti i tuoi beni materiali e donali, dali via. Adorazione materiale. Questo ragazzo si gira sconsolato e va via, e ovviamente non dà via i beni materiali perché ne aveva tanti e era troppo attaccato a essi. L'adorazione materiale è qualcosa che ha un peso, una rilevanza molto grande per le nostre vite, e è qualcosa che ha una rilevanza molto grande anche per Dio, perché è qualcosa che è molto difficile da fare per noi. E in questo preciso passo Dio non sta parlando di una qualsiasi adorazione materiale. La parola di Dio non sta parlando di una qualsiasi adorazione materiale, ma sta parlando di un argomento molto specifico. Sta parlando della decima. E prima di entrare in questo argomento voglio fare una premessa, perché oggi ci sono diverse persone che da poco tempo che magari vengono in chiesa, no? Chi viene in chiesa da più tempo
sa che a giugno saranno 5 anni che siamo pastori. In questi 5 anni non ho mai predicato su questo argomento, su decima. Non ho mai citato apertamente sul pulpito. E solitamente quando facciamo il momento delle decime e delle offerte, se sono io a farlo, mi limito a fare una preghiera per le decime e per le offerte. Al massimo qualche volta diciamo se c'è qualcosa che stiamo progettando, qualcosa che abbiamo appena fatto, ad esempio quando abbiamo fatto la sala per i bambini appena nati, quando abbiamo fatto la chiesa dei bambini, tutte queste spese di soldi l'anno scorso, quando abbiamo fatto il tetto, il pavimento, insomma, quando c'è una spesa la comunichiamo in questo momento, ma evito di dare una parola delle decime delle offerte. Ci sono fratelli che quando hanno la possibilità di fare questo momento danno una parola, ma io no, perché è chiaramente un tabù, no? Per un pastore parlare di decime delle offerte, perché sembra sempre che si ha un po' di interessi in questo, no? Si pensa sempre che il pastore guadagni moltissimo sulle decime delle persone della Chiesa, ma vi assicuro che non è esattamente così. Nonostante questo, io credo, non perché io lo credo, ma perché la Bibbia lo conferma, che i pastori, io, l'Andrea, dovremmo ricevere un salario dalla Chiesa, e come noi, tutte le persone che governano la Chiesa dovrebbero ricevere un salario dalla Chiesa. Non sono io che lo dico, non ho scritto io questi versetti, li ha scritti l'Apostolo Paolo. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, c'è un capitolo intero che parla sullo stipendio dei pastori. No, Paolo con un linguaggio metaforico dice: nessun soldato va in guerra pagando da se stesso le spese della guerra, no? Oppure dice nessuno va a coltivare una vigna e non ne mangia l'uva, o nessuno ha un gregge e non ne beve il latte, no? Quindi Paolo, usando questo linguaggio metaforico e in altri esempi, dice che le persone che governano una chiesa devono ricevere uno stipendio dalla chiesa. Ci sono anche, la Bibbia, pensate che è molto categorica in questo argomento, perché ci sono versetti nella prima lettera a Timoteo, ad esempio, in cui Paolo spiega anche in che modo devono essere retribuite le persone. Ad esempio, c'è un versetto molto conosciuto che dice che chi governa una chiesa, chi si applica nella predicazione, è degno di doppio onore. Solitamente quando si cita questo versetto, no, si pensa che il doppio onore significa un doppio rispetto, no? Ma non è così. Qui sta parlando chiaramente di un compenso salariale, di soldi. Infatti nel versetto dopo, in 1 Timoteo 5,18, se non mi sbaglio, dice non mettere la museruola al bue che sta lavorando, e l'operaio è degno del suo salario. Quindi sta proprio parlando di un discorso relativo allo stipendio. Quindi sono sicuro che chi, per quello che dice la Bibbia, chi è davanti a una chiesa, i pastori, i leader, dovrebbero ricevere un compenso, dovrebbero essere stipendiati dalla Chiesa. Chiudo la parentesi riguardo a questo, ma le decime in particolare non dovete pensare che vanno a me, all'Andrea, ai leader, al gruppo di lode. Le decime non sono date ai pastori. Questa è un'idea biblicamente completamente sbagliata, e cerchiamo adesso di andare a capire anche il perché è completamente sbagliata questa idea. Quindi non parlo mai di decime perché è un tabù, non voglio che le persone pensino che noi siamo qua soltanto per un interesse economico, perché non è così. Chi è più vicino alla parte della tesoreria della Chiesa sa che non è così, ma sicuramente se noi intendiamo il valore spirituale che c'è dietro al discorso delle decime, capiamo che non è sbagliato predicarlo su un pulpito, perché è un principio biblico, è un principio molto importante che i cristiani dovrebbero vivere. La Bibbia ci parla di 3 tipi di offerte in particolare. Il primo tipo di offerta sono le offerte volontarie, quelle ad esempio che quando facciamo il momento delle offerte mettiamo qua la scatolina e ognuno porta quello che Dio gli mette nel cuore, no? Come c'è quel versetto in 2 Corinzi 9 che dice: Dio ama un donatore gioioso. Queste sono le offerte volontarie. Dopodiché ci sono le primizie. Le primizie che cosa sono? Sono la prima parte del raccolto, no? Era una legge ancora dell'Antico Testamento. Praticamente le persone avevano il loro raccolto. Oggi noi lo convertiamo nel nostro stipendio, e da questo stipendio la prima parte dello stipendio, che non aveva
un valore necessariamente fisso, era quanto la persona voleva, la prima parte veniva consegnata alla casa del Signore. Queste sono le primizie. Le primizie hanno in sé un significato molto importante, perché dare la primizia a Dio significa dire: Dio, tu sei al primo posto della mia vita. Le primizie sono per onorare Dio. Ma c'è quest'ultima e più controversa, più dibattuta modalità di consegnare i propri beni materiali, che è la decima. E quando si parla di decima, questa parola non è messa lì a caso, perché si sta parlando propriamente della decima parte del raccolto. Noi lo possiamo convertire oggi nella decima parte del nostro stipendio, nel 10% del nostro stipendio. Ci ho tenuto oggi a parlare di questo argomento dopo il momento delle offerte, perché non voglio pensare che alla fine raccoglieremo un'offerta speciale. Non è per questo che sto parlando di questo, ma proprio perché è un principio biblico. E è molto dibattuto per un motivo molto interessante, perché in molti pensano che la decima, tutti quanti sanno, chi conosce un po' la parola, che nell'Antico Testamento la decima era parte della legge. E molti dicono: nel Nuovo Testamento la decima non è più obbligatoria, non fa più parte della legge. Gesù è venuto, ha cancellato la legge e la decima non bisogna più darla. Se uno vuole la dà, se uno non vuole non la dà. È chiaro che se uno vuole la dà, se uno vuole non la dà, questo nessuno lo mette in dubbio. Ma voglio insieme a te parlare in questo momento della dottrina delle decime, andando a vedere che forse la decima non è sparita con la venuta di Gesù. In Romani al capitolo 8 è vero, c'è scritto che Gesù Cristo è il fine della legge. Ma quando si parla di questo, quando si parla del fine della legge, si sta dicendo che quando Gesù è arrivato, la legge di Mosè è finita. E è vero, la legge di Mosè è finita, e quindi anche tutta quella legge di cui ci parlava delle decime. Ma quando la legge di Mosè è finita, è arrivata un'altra legge. Ho parlato in queste settimane con il nostro fratellino Fabio, potrei anche interrogarlo su questi discorsi. Mi ha quasi ispirato la predica di questa sera. Secondo voi, perché Gesù, siamo già tardissimo col tempo, ma vabbè, non c'è problema. Secondo voi, perché Gesù è stato battezzato? Gesù era in peccato? Alzi la mano chi pensa che Gesù era in peccato. Chi pensa che Gesù era in peccato viene a fare il discepolato, lo iscrivo io direttamente. Gesù non era in peccato. Gesù non aveva bisogno di un battesimo di ravvedimento, quello che Giovanni Battista faceva. Gesù non aveva bisogno di purificazione, tant'è che quando Gesù è andato da Giovanni Battista e gli ha detto: Giovanni, battezzami, cosa gli ha risposto Giovanni? Ma no, non ti battezzo, io non sono neanche degno di allacciarti le scarpe, figurati se io ti battezzo. E Gesù che cosa gli risponde? Battezzami, perché conviene che adempiamo a ogni giustizia. Quando Gesù dice queste parole, lui si sta riferendo a qualcosa che stava avvenendo nel mondo spirituale, perché nell'Antico Testamento, quando c'era un cambio sacerdotale, avveniva così. Potete leggerlo dopo con calma in Esodo 29, in Levitico 8. Avveniva così: il sacerdote in carica, il sommo sacerdote in carica, usciva dal tempio e il nuovo sommo sacerdote, quello che avrebbe dovuto prendere il sacerdozio, gli andava incontro. E il sacerdote in carica prendeva dell'acqua e lavava il nuovo sommo sacerdote, dopodiché lo ungeva con l'olio e lui era pronto per prendere il servizio al tempio. Quando Gesù è andato da Giovanni Battista per farsi battezzare, non l'ha fatto perché doveva essere purificato, perché era in peccato, perché si era pentito di qualcosa. Lo ha fatto perché Giovanni Battista in quel momento era il sacerdote in carica. È vero, lui non era il sommo sacerdote di Israele, ma lui stava compiendo l'incarico del sommo sacerdote. Era lui, attraverso il battesimo di ravvedimento, che stava espiando i peccati del popolo di Israele. E Giovanni Battista faceva parte della tribù di Levi, della tribù dei sacerdoti. E quindi Gesù va da lui, Giovanni Battista lo immerge nell'acqua, lo lava, e in quel momento, se vi ricordate, i cieli si aprono e lo Spirito Santo scende sotto forma di colomba su Gesù, ungendolo per il nuovo sacerdozio. Questo
battesimo di Gesù non è stato per il ravvedimento, ma è stato per che ci fosse un cambio sacerdotale. Ma la cosa particolare è che non c'è stato un semplice cambio sacerdotale in quel momento, perché Gesù, come sappiamo, non fa parte della tribù di Levi, non è un levita. Gesù è il leone della tribù di Giuda. E in quel momento non è avvenuto un semplice cambio sacerdotale, in quel momento è avvenuto un cambio di sacerdozio, che è molto diverso. Voglio leggere con voi alcuni versetti dalla lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetti 11 e 12, dicono così: se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo al tempo di Mosè, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote, cioè Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine di Aronne. Dopo vediamo chi era questo Melchisedec, ma in questo versetto noi possiamo vedere che c'è stato non un semplice cambio sacerdotale, ma un cambio di sacerdozio, dall'ordine levitico, dalla famiglia di Aronne all'ordine di Melchisedec. Gesù non fa parte dei Leviti, Gesù è di un altro ordine. Qui si cambia il sacerdozio, e quando c'è il cambio di sacerdozio, non di sacerdote ma di sacerdozio, come in questo caso, avviene qualcosa di fantastico. Puoi mettere il versetto 12 per piacere, il versetto dopo? Poiché cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. In questo momento, quando Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista e quindi è stato lavato, è stato unto dello Spirito Santo, è diventato il nuovo sommo sacerdote su Israele, cambiando il sacerdozio dal sacerdozio levitico al sacerdozio di Melchisedec. La legge di Mosè sparisce e arriva la nuova legge, la legge di Cristo, la chiama Paolo, la legge di libertà, la chiama Giacomo, la legge in cui oggi noi viviamo. E quindi c'è stato questo cambiamento di legge. Ma la decima, resta la domanda, la decima fa parte di questa legge? C'è nel Nuovo Testamento, c'è in questa legge di Cristo, oppure non c'è più? Voglio darvi almeno tre prove bibliche del Nuovo Testamento riguardanti la decima. La prima è in Matteo 22, dal versetto 17 in avanti. I farisei stanno interrogando Gesù per metterlo alla prova e gli chiedono questo: dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Gesù, conoscendo la loro malizia, gli disse: perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo, mostratemi la moneta che voi dovete dare a Cesare. E quando gliela mostrano, lui dice ai farisei: di chi è la faccia che c'è qua sopra? Di chi è il nome che c'è su questa moneta? E i farisei gli rispondono: è di Cesare. E Gesù gli dice: allora date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio. Solitamente quando si pensa a questo passo si pensa che noi dobbiamo dare a Dio il nostro tempo, la nostra capacità, la nostra vita. Sicuramente questo è tutto vero, ma in questo passo specifico Gesù non sta facendo un paragone casuale. Gesù sta parlando di una tassa, di una imposta, e da tutti i tempi le tasse, le imposte sono una percentuale del nostro reddito. Anche oggi noi abbiamo le tasse in busta paga e sono una percentuale del nostro reddito. E Gesù dice: date la percentuale di Cesare a Cesare e date la percentuale di Dio a Dio. Qual è la percentuale di Dio? Il 10%. C'è un altro passo che secondo me è ancora molto più chiaro. Luca 11:42. Qua Gesù sta dicendo un po' su ai farisei e gli dice: ma guai a voi farisei, perché pagate la decima della menta, di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore. Queste sono le cose che bisogna fare, senza trascurare le altre. Qua Gesù sta dicendo su ai farisei e gli sta dicendo: guai a voi, perché voi pagate le cose, pagate la decima anche di queste minime cose, della menta, delle erbe, non soltanto dello stipendio, ma di ogni cosa voi date la decima. E state trascurando l'amore, state trascurando la giustizia, la misericordia verso il prossimo. E Gesù finisce il discorso dicendo: voi dovete amare
dovete fare la giustizia, ma non dovete trascurare le altre cose. Quindi fate bene a dare la decima. Questa è un'altra prova del fatto che la decima è presente nella legge del Nuovo Testamento. C'è un'ultima prova ancora più convincente, secondo me, sempre nella lettera agli Ebrei, al capitolo 7, il testo che abbiamo letto prima. Voglio leggere alcuni versetti, leggerò dall'1 al 4 e poi il 9 e il 10. Qua ci spiega chi è Melchisedec. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, sta parlando di Melchisedec qua, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni, senza fine di vita, reso simile quindi al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Qua sta parlando di Melchisedec, mettendolo come una tipologia di Cristo. Okay? Melchisedec rappresenta Cristo nell'Antico Testamento e per questo Cristo è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Versetto 9. In un certo senso, quindi, abbiamo visto che Abramo ha dato la decima a Melchisedec. In un certo senso, quindi, nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Allora, nell'Antico Testamento queste decime che si raccoglievano venivano date alla tribù di Levi, ai Leviti, ai sacerdoti, ai pastori dell'epoca, ai ministri di lode dell'epoca, agli operai, ai leader della chiesa dell'epoca. È a loro che si davano le decime. Noi prendevamo il 10% dello stipendio, lo davamo a loro, ai Leviti. Ma in questo testo ci sta facendo capire che nella persona di Abramo è generato Isacco ha generato Giacobbe, Giacobbe ha generato Levi era trisnipote di Abramo. E in questo testo, non l'ho scritto io, è un testo ispirato da Dio, è un testo biblico, lettera agli Ebrei, come avete visto. Lo Spirito Santo ci dice che nella persona di Abramo, Levi ha consegnato la decima a Melchisedec, ovvero Levi ha consegnato la decima a Gesù. Questo testo non si può interpretare in nessun altro modo se non nel modo che Levi ha fatto un passaggio di decime a Cristo. Oggi noi non dobbiamo dare la decima ai Leviti. Come ho detto prima, è sbagliato pensare che noi stiamo dando la decima ai pastori, ai leader, ai ministri di lode. Noi dobbiamo dare la nostra decima a Cristo. È questo che intende questo passaggio. La decima esiste sì nel Nuovo Testamento. Se dopo qualcuno ha qualche dubbio, se volete andare a studiare a casa su questo tema e volete venire a parlarne la settimana prossima, sono disponibile a parlare di questo. Ma la decima esiste sì nel Nuovo Testamento, soltanto che non viene più data ai Leviti, non viene più data alla tribù di Levi. La decima deve essere consegnata direttamente a Dio, è a Lui che appartiene. Levi ha passato le decime a Melchisedec, che rappresenta Cristo. E vuoi sapere perché questo discorso della decima ha un'importanza così grande per la nostra vita? Ha un'importanza così grande per lo stesso motivo per il quale, dopo che ho parlato per mezz'ora più o meno, cercando di darvi prove bibliche della veridicità oggi della decima, in molti probabilmente non decimeranno la prossima settimana. Perché quando si tratta di beni materiali è molto più difficile consegnarsi a Dio. Quando si tratta di beni spirituali è più facile, ma quando si tratta di beni materiali è più difficile. Pensate che nella Bibbia il discorso di soldi, di beni materiali, di consegna di soldi e beni materiali ha più di 2000 versetti. La preghiera ha circa 500 versetti. 500 versetti della Bibbia ci parlano di preghiera, e la preghiera è la base della vita cristiana. Circa 500 versetti della Bibbia ci parlano di fede, e la fede è ancora più alla base della vita cristiana.
più di 2000 versetti riguardano la consegna di beni materiali. Giusto per capire quanto per Dio questo discorso è importante. Pensate che all'interno della Bibbia Dio non si paragona mai a nessun Dio. Non c'è nessun Dio, nessuna divinità che si può mettere al pari di Dio, ma esiste in un momento dei Vangeli, un momento in cui Gesù quasi si paragona a un Dio. Non perché sia forte come Lui, santo come Lui, grande come Lui, ma perché questo Dio può prendere il posto nel nostro cuore come Gesù lo può prendere. Questo Dio è un certo Mammona, che è la divinità del denaro. E Gesù dice: tu non puoi dividere il tuo cuore tra Dio e Mammona. Quando si parla di un discorso di consegna, di beni materiali, di decima in questo caso, che è qualcosa di molto più difficile da dire, caspita, sì, un'offerta la do, ma la decima è troppo, no? Questo è un discorso che ha una grande rilevanza nel mondo spirituale, perché quando tu stai consegnando la decima, tu veramente stai mettendo Dio al primo posto. Se Dio parla tanto di questo, è perché sa che per noi la consegna di beni materiali è molto difficile. Ma come ho detto prima, fare un patto con Dio, così come Giacobbe l'ha fatto, e così come quando Dio fa dei patti con noi, un patto significa dare. Qua Giacobbe ha detto: se tu farai, tu sarai il mio Dio, io ti adorerò, io farò un altare a te, io ti darò la mia decima. Quando noi facciamo un patto con Dio, noi dobbiamo impegnarci nel dare. La nostra vita cristiana, come ho detto prima, è una vita che non è in relazione a quello che noi possiamo ricevere, ma è in relazione a quello che noi possiamo dare. E così anche chi oggi decima già ha questa bella pratica, questa abitudine. Molte volte noi non intendiamo il vero significato del decimare. Molte volte decimiamo per il significato sbagliato, perché in Malachia 3 è un capitolo molto conosciuto che ci parla di decimi. In questo capitolo Dio dice così: se tu non decimi ti maledico, se tu decimi ti benedico. Quindi molte persone decimano per non ricevere la maledizione, ma per ricevere la benedizione di Dio, no? E non è questo il proposito della decima. Questa è una conseguenza della decima, ma non è il proposito. Il proposito della decima è dimostrare la nostra fedeltà a Dio, è dimostrare che Lui è al primo posto della nostra vita, è dimostrare che non c'è niente, nessun bene materiale, neanche i soldi, che sono la cosa a cui più di tutto noi ci attacchiamo, che possono prendere il posto di Dio nella nostra vita. Quando noi passiamo per un processo, noi dobbiamo passare da questo Betel. Betel è il luogo del patto con Dio, e il patto con Dio prevede una consegna totale a Lui, una consegna spirituale, una consegna materiale, una consegna totale a Lui. Noi dobbiamo consegnarci a Dio se vogliamo vivere questo processo, dare a Lui tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo. Questo è Betel, questo è il patto con Dio, così come Lui ha dato tutto ciò che aveva a noi e fino a oggi dà il meglio del cielo per la vita di ognuno di noi. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. Voglio pregare insieme a te, e come la settimana scorsa ci tengo al fatto che tu non ascolti la mia preghiera in questo momento, ma preferirei che tu potessi chiudere i tuoi occhi e che tu potessi parlare in spirito con Dio. Se vuoi parlare a voce alta, se vuoi parlare nella tua mente, vorrei che tu potessi parlare con Dio in questo momento e cominciare a dire a Dio, se stai passando da questo Betel, da questo momento in cui sai che devi consegnare qualcosa a Lui, sai che devi consegnare a Lui la tua vita, sai che devi consegnare a Lui la tua adorazione spirituale, sai che devi consegnare a Lui la tua adorazione materiale, ma magari ancora oggi non sei riuscito a fare questo passo. Comincia a chiedere a Dio di insegnarti la fedeltà verso di Lui,
di insegnarti quanto è importante e fondamentale che noi ci consacriamo e ci consegniamo a Lui. Chiedi a Dio di mostrarti veramente quello che Lui ha già fatto per te. Chiedi a Lui di mostrarti veramente cosa significa diventare un sacrificio vivo per qualcuno, così come Lui lo è stato per noi, così come noi dovremo essere per Lui. Come dice l'Apostolo Paolo, vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivo, santo e gradito a Lui. Consegniamo a Dio la nostra vita, tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo. Tutto è suo, perché tutto viene da Lui. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, ti ringraziamo per questo tempo insieme, ma la mia preghiera, Signore, questa sera è che questo possa non essere stato un pure semplice tempo di apprendimento della Tua parola, di studio delle scritture, Signore, ma che questa sera qualcosa possa essere entrato nel mio cuore, nel cuore delle mie sorelle, dei miei fratelli qua presenti. Un seme, Signore, un seme di fedeltà, un seme di un patto, Signore, un patto che Tu per primo hai fatto con noi, ma che, Signore, Tu l'hai fatto come un esempio affinché anche noi possiamo farlo con Te. Un patto in cui ci consegniamo interamente, completamente a Te. Questa è parte del nostro processo. Non basta solo riconoscere che siamo sbagliati, non basta solo iniziare un nuovo inizio, un nuovo cammino della nostra vita, perché quando cominciamo questo nuovo inizio sappiamo che lì dobbiamo fare un patto con Te, dobbiamo consegnarci interamente, completamente a Te. Benedici, Signore, benedici la Tua Chiesa, benedici i Tuoi figli, benedici le Tue figlie. Metti in noi un cuore arrendevole, un cuore che voglia veramente consegnarsi a Te, il nostro Signore, il nostro Re, il tutto delle nostre vite. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Sta cambiando.
Sì, io credo, tu sei fedele, non mi lasci. Sei fedele, tu mi porti oltre tutti i limiti. Questo è chi tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede. Dammi un cuore che non teme. Guidaci, dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che Dammi un cuore che perdona. una fede che continua a credere. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù per questa serata meravigliosa che ci ha fatto vivere, perché la sua presenza è stata forte, è stata reale, è stata viva in mezzo a noi. Amen. Stiamo finendo la nostra serata, sono già le 10, dopo ci sarà qualcosa da mangiare là fuori, non scappate via, passiamo un momento insieme. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni di questa sera. C'è qualcuno nell'ultima settimana che ha compiuto gli anni? Qualcuno di cui magari non siamo a conoscenza? Compleanno? Qualcun altro? Prego, prego. Chiamate Eloise dentro. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, chiedere al nostro Signore che possa riempirla della sua gioia. Signore Gesù, mettiamo davanti a te questa sera le nostre sorelle Micaela e Eloise, Signore, a cui tu, Signore, hai concesso un altro anno di vita. E quello che noi oggi ti chiediamo come Chiesa, che tu possa benedire questo nuovo anno, possa riempirlo della tua gioia, della tua allegria, Signore, delle tue realizzazioni e soprattutto della tua presenza viva e reale ogni giorno nelle loro vite, nei loro cuori. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Possiamo fare così con le nostre mani affinché possiamo chiedere questa stessa benedizione anche sulle nostre vite, chiedendo che la gioia di Dio riempia questa nostra settimana, riempia le nostre case, che la sua unione riempia le nostre famiglie, che la sua pace, che la sua salute siano su di noi e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.